Buonasera a tutti e ben chiatas a Novis. Il presidente della regione Fedriga ha segnato il bilancio delle attività dal 2022. Il fil conduttore di tutti i nostri percorsi alla DIT Fedriga a Trieste è stata la volontà di rilanciare la tratta dal territorio sedi a target esterni che hanno platee interne. Ossia la seconda regione italiana per numero di occupati, ovvero il record nazionale di occupazione femminile e la percentuale più bassa d'Italia e di gender gap. Il Presidente, insieme a tutte le sue giunte, l'ha assegnata anche la strada per il futuro. Sarà sempre più necessario intensificare le relazioni con le aree limitrofe e portare in denant con decisione progetti insieme. Il procuratore sostituto Andrea Gondolo ha domandato l'archiviazione dal caso di stupri ai DAMS di una fantasma di Digevotà in Sfurlane. La giovane aveva affermato di essere stata violentata di 5 giovani in un appartamento di Lignan, appartamento che il pari aveva cirut dopo di fase giustizia di Bessole, minaccianti i giovani. I 5 che vengono di Veneto, Lombardia e Piemonte erano accusati di aver portato la vittima all'appartamento con la fuarce, strategnindle per più di 2 ore e costringindle a avere no consensuali. A archiviazione si è opponuto il legale fantate di Digevotains, Paolo Viezzi. Già in Uni la procura del Tribunale Minore di Trieste aveva optato per questa decisione, ma il giudice aveva domandato un supplemento di investigazione. Gli è state chiatate 100 vite la femmine sparite 13 fa in zone di Duin, Vigi dal Fu, che protezione civile ha chiatato il corpo di Lung de Falesie sotto dal Troi Ril che dula che ieri è chiatate fu la macchina. A chiatare un financiere libero da servizi che al partecipava ai ricerchis. Per recuperare è stato necessario intervento dall'elicottero dei Suardis dal FUC a denunciare la sparizione delle femmine che lascia un figlio è arrestato l'uomo quando ieri si era slontanate di Chiase. 3 persone sono state arrestate da polizie per una serie di robberie in diversi chiasi in un supermercato di Saranzan. I 3, tra i 24 e i 19 anni, si squindevano in una tenda in un campo in località Bistrigna. Un dei 3 si è consegnato agli audienze, senza resistenze, intanto che gli altri prima sono schiampati in campagne per dopo colpire audienze con un nebulizzatore urticante. Alla fine sono stati sbloccati e portati in prigione. Si è celebrata a Udin il 24° anniversario dal Macializzi di Nadal, la che hanno perduto la vita 3 agenzie di polizie, Paolo Cragnolino, Adriano Ruttare e Giuseppe Guido Zanir, a ieri in servizi quanto che venire in copas di un'ordegna all'esterno di una botteghe in via Ungherie. Un collega dai 3 fu stato ferito in maniera serie, ma all'arriva a salvarsi. A poi una corone d'oglie e targhe che vise che Gnot di San, che sono stati il prefetto di Udin Massimo Marchesiello, il questore di Udin Alfredo D'Agostino e il scindic Pietro Fontanini. Manifestazione che stamattina fu dal pronto soccorso dall'ospedale di Udin per domandare più attenzione alle bande del giunta regionale sulla sanità, a organizzare diverse associazioni di cittadini di là di gruppi consigliari di opposizione. Anche per via decerate dagli ex pronto soccorso di Cividate di Glemone, si le intune note che ha annunciato la manifestazione, l'ospedale di Udin ha la sollecitazioni enormi che orven somme tutto il personale. Alle necessari un cambio di passo urgente, intere organizzazione dai percorsi dall'ospedale col territorio, dove che i miedis di famè e i miedis di guardia medica sono in sofferenze. Anna Maria Bernini, ministri dell'Università e delle Ricerche, si sarà a inaugurazione dall'anno accademico 2022-2023 dell'Università di Udin. La 45ª inaugurazione dell'Ateneo Udinese si tegnerà lunis ai 30 di gennaio in dall'auditorium delle 9 biblioteche dal Polo Scientifiche e Tecnologiche. La cerimonia violerà anche una lezione magistralis dal professore Enrico Giovannini, già ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, come ordinari di statistiche economiche dell'Università di Roma, Tor Vergata. All'estate creati il new studentat de un città di Udin, dopo la inagibilità di che di Viongherie, Chiase Burgate gli è state consegnate il rallente regionale che come si interesserà di fissare le condizioni per l'accesso ai bands per gli studenti, tanto disfatti il scindic di Udin, Fontanini, Sintinlu. Ho recuperato casa Bugart
che è una casa, anzi, sono poi appartamenti che è citato di Udin, grazie agli imprenditori che hanno recuperato questi immobili che erano falliti e dopo alla regione che ha deciso di chiappare in affitto per Nufains in pratica questi edifici e metterlo a disposizione dei studenti universitari. Una bella roba per cercare di dare vita a una zona di Udin che è un po' compromettuta e quindi con gli studenti universitari sicuro avranno una vita più allegre, più interessante e credo anche più attrattiva perché chi vuole venire a studiare a Udin. E per l'usgnota le dute, Gnovi, Saltorne, Martar, sempre snuvon col vinci, Sozzere, Bonedal, arrivi Odisi.